ragazzi, una nuova ondata di forte maltempo è in arrivo purtroppo sull'Italia, quindi massima attenzione ragazzi perché i fenomeni saranno davvero violenti, quindi mi raccomando come sempre di fare massima attenzione e se vedete che la situazione incomincia a peggiorare cercate alla buona maniera di riuscire ad allontanarvi e a ripararvi. Comunque se potete fare a meno, che vedete che davvero incomincia a piovere davvero pesante, evitate di uscire di casa, perlomeno ci sta un'allerta ragazzi arancione per Marche ed Abruzzo, quindi mi raccomando, già queste due regioni, l'Abruzzo già fortemente è stato diciamo colpito da terremoti, da maltempo, quindi mi raccomando fate massima attenzione, cercate di evitare se potete di uscire, se vedete che il tempo si fa davvero brutto state a casa, non uscite, un giorno che state a casa non viene la fine del mondo, se invece dovete andare al lavoro per altre cose fate sempre massima attenzione e massima prudenza perché ci sta questa allerta arancione che è davvero pesante, quindi si aspettano fenomeni violentissimi secondo tutti i vari metodi che ho controllato, quindi ragazzi fidarsi è bene ma non fidarsi è sempre meglio, quindi tra oggi e domani ci sarà questo maltempo che colpirà diciamo varie regioni dell'Italia, diciamo centro-sud in effetti, quindi ci sarà l'Emilia Romagna, le Marche, l'Abruzzo, il Molise, la Puglia, saranno tutti accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, quindi attenzione anche ai fulmini, grandinate pesanti, quindi già immaginiamo palle che arrivano dal cielo e forte raffiche di vento, quindi può volare di tutto. Quindi ragazzi aprite gli occhi come sempre, evitate le situazioni se vedete che voi state in auto e vedete che diciamo, la strada incomincia a riempirsi di acqua, uscite dalla macchina e andate via, non rimanete in auto perché l'acqua vi porta via ragazzi, quindi se vedete che si incomincia ad accumulare acqua per la strada non perdete tempo, uscite dall'auto e fuggite su una parte più alta che potete, quindi evitate di farvi prendere da panico, lo so che è difficile, però se vedete che l'acqua sta arrivando molto, uscite fuori e salite il più possibile sul lampione, su un albero, in una casa di qualcuno, comunque uscite e andate via, non rimanete in auto perché l'acqua vi porta con tutta l'auto e poi entra l'acqua nell'auto e poi ragazzi lo sapete come va a finire, quindi diciamo sul restante poi ci sarà pure su Umbria, Lazio, Molise, Calabria, Basilicata e Puglia, quindi un quadro generale in effetti tra oggi e domani. Dipartimento della Protezione Civile, potete andare a consultarlo, ci stanno tutte le criticità, quindi ragazzi per oggi e domani e anche per lunedì, lo torno a ripetere perché l'avevo già detto, ci sarà questo forte maltempo che colpirà tutta, non dico tutta l'Italia, ma quasi tutta. Quindi si parla, oggi di sabato si parla dal tipo Friuli Venezia Giulia, si salva solo Lombardia e Piemonte, si salva la Sardegna, la Sicilia e poi tutto il resto dall'Emilia Romagna a scendere giù è maltempo, quindi si salvano giusto Sicilia, Sardegna, Lombardia, Piemonte e Liguria, queste 5 regioni. Poi il resto, ragazzi, ci saranno eh, diciamo raffiche di vento, pioggia insistente, però la pioggia sarà soprattutto su Marche ed Abruzzo, quindi su queste due regioni ci sta l'allerta arancione, quindi massima attenzione. Quindi ci saranno forti venti, i mari sono localmente mossi diciamo nel terreno centrale e in serata anche in Sicilia. Quindi ragazzi, massima attenzione, lo ripeto, le diciamo regioni a rischio sono quasi tutte, solo la Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte e Lombardia. In queste 5 regioni, ragazzi, non ci sarà il maltempo. Invece
tutte le altre regioni, cioè Friuli, Venezia, Giulia, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Umbria, Molise, ragazzi, che maltempo, quindi massima attenzione. Soprattutto, come ho detto e ripeto ancora, ragazzi, Marche e Abruzzo. In queste due regioni fate massima attenzione perché può succedere davvero di tutto. Io spero di no, che diciamo sia una pioggia normale e che non sia oltre quello che giustamente la protezione civile ha cercato di emettere questa allerta, che poi non avvenga e ben venga, però ci sta questa allerta, quindi fate massima attenzione e come ho detto, ragazzi, se vedete che l'acqua incomincia a salire e voi state in auto, scappate dall'auto, non ve ne importate dell'auto e salite a qualche piano sopra, qualche albero, qualche cosa che sia alto. Quindi se potete fare a meno di andare in un luogo, semmai, se no per necessità, state a casa, quindi non vi costa nulla. Chiamate una pizza, ve la facete portare a casa, quindi evitate, perlomeno nelle regioni delle Marche e dell'Abruzzo, che ci sta questa allerta arancione. Poi nelle altre parti ci sta allerta, ma è normale. Quindi solo in queste due regioni, però ragazzi può capitare in qualsiasi regione, quindi massima attenzione comunque ovunque. Ragazzi, vi auguro una buona giornata, quindi sempre massima attenzione, ragazzi, come sempre dico io, fidarsi è bene, ma non fidarsi è sempre meglio, quindi in caso di diciamo dubbi o cose, scappate via dall'auto, rimanete a casa, evitate sottopassaggi che si possono improvvisamente riempire d'acqua e rimanere incastrati con l'auto, quindi evitate tutte queste cose. Che non andate soprattutto nelle zone dove sta il mare, perché il mare può tirare l'auto in mare. Già è capitato che i ragazzi quando ci sta il maltempo vogliono guardare il mare agitato, poi il mare sale sopra e se li inghiotte e succede quello che succede, quindi evitate. Cioè sono cose che possono essere evitate. Ragazzi, buon appetito a tutti, è orario di pranzo, quindi massima attenzione, aprite sempre gli occhi e ci sentiamo al prossimo video. Quindi ragazzi, oggi, domani e lunedì, massima attenzione. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.